Amici, buonasera. Siamo qui ad Aria Zero, alla Sala Bancri, alla vetreria di Cagliari, Pirri. Sono in compagnia di Giampi Guttuso, ciao, Buonasera. e di Andrea Murgia. Sera. Sono in compagnia di loro perché venerdì 10 maggio alle 20:30 loro suonano con appunto i South Sardinia Scum, che sono un quartetto, e qua ne vedo solo due, quindi ci sono degli assenti, giusto? Sì. Giustificati. Giustificati. Gli assenti sono Angelo Scuderi e Luca Uzzeri, che ovviamente salutiamo. Come di consueto, adesso prima di poi parlare in particolare dei South Sardinia Scum, cerchiamo così di conoscere meglio Giampi e Andrea. Allora, Giampi, all'anagrafe L'anagrafe è 1967. e Giampi è il diminutivo Sì, Giampietro. di Giampietro. Tu canti da quanto? Da quanto tempo? Da sempre? No. Ah, sì, penso da sempre, da un'età di 14 anni, credo. La prima band, la prima esperienza musicale, sì, 14-15 anni. E cosa cantavate in quella band? Ma mi sembra che facessimo delle cover dei Beatles, una roba così. E poi cosa è successo? E poi da lì Dopo- si inizia, insomma. Ci sono state tante altre esperienze, però lì è nata la passione. E quindi cos'è successo? Nel senso, qual è il genere, qual è il sound che poi sei andato a, come dire, in qualche modo a scegliere nei progetti successivi a quelle esperienze? O meglio, cosa è successo, insomma? Niente, iniziando a suonare, contemporaneamente ho iniziato anche a ascoltare la musica e a innamorarmi di varie cose. Ovviamente in quel periodo lì, cioè un periodo in cui si cresce, i gusti cambiano anche volta per volta. Mi ricordo questo primo amore appunto forse per i Beatles, quella roba un po' comunque vintage. Diciamo che questa cosa qui è una costante sempre. I suoni di quegli anni e degli anni precedenti. Poi sono arrivati i primi vinili in casa, ho cominciato ad ascoltare musica anni 50, poi dopo è arrivata la fascinazione per la musica punk, che era una cosa totalmente nuova, e da lì insomma le esperienze musicali anche personali sono legate a questo tipo di suoni, anche di attitudine. Tutto quello che c'era attorno anche era interessante, non solo la parte musicale. Ecco, quindi, cioè così, dovendo riassumere, qual è cioè l'approccio punk, che cos'è per te? L'approccio punk per me è sicuramente un modo di interpretare e cercare di comunicare la realtà personale e che ti circonda. Quindi perché parlo di attitudine? Perché poi diciamo che il punk può essere vissuto in tanti modi diversi. Forse una delle caratteristiche comuni è questo di provare a fare le cose da soli, fuori dagli schemi, quello che viene definito do it yourself, cioè dire vabbè, io con i mezzi che ho provo a fare qualcosa, che sia un tratto grafico, che sia un suono, che sia uno scritto, sempre legato a una descrizione della realtà attraverso i propri occhi, cercando di uscire da quelli che sono magari forse gli schemi più comuni. E questo poi appunto come si è materializzato, anzi come si è sonificato nelle esperienze, nei gruppi. Perché alla fine hai- poi incominci a incontrare persone che hanno magari una visione abbastanza simile alla tua, si prova insieme, escono fuori i primi progetti musicali. Ma c'è un feeling. E qual è il primo, diciamo, il progetto che tu reputi, come dire, più importante poi a cui hai lavorato, hai dato vita nel tuo... Non so se il primo è il più importante, sicuramente il primo è più importante perché
il primo a cui ho dato magari peso, più importante perché magari mi ha fatto decidere che questa cosa mi interessava veramente, fino a, insomma, a farla diventare centrale nella mia vita. Io poi alla fine, in un modo o nell'altro, vivo di musica, in maniere articolate, però comunque la musica, grazie a quello, a quel tipo di pensiero, a quel tipo di crescita, è diventata anche una parte centrale della mia vita. E qual è il nome di Il questo progetto, del progetto? ma forse il più importante sono stati Claw McNoise, che è stato un progetto di tanti anni fa, era un gruppo hardcore, e lì praticamente tutto questo discorso sull'attitudine, su do it yourself si è concentrato, è diventato denso e si è concretizzato appunto in una band che cercava di mettere insieme sia la musica sia uno stile di vita. È arrivato lo straight edge in quel periodo, quindi il veganesimo, insomma, tutte queste cose che giravano attorno a quel mondo, quindi sono diventate anche delle scelte di vita per periodi molto lunghi. Questo sicuramente è importante perché mi ha dato proprio una direzione come progetto. Sì, sicuramente è stato formativo. Successivamente i Gods of Gamble, un altro progetto musicale che è durato un bel po' di anni, abbastanza diverso da quello precedente, non come intensità forse, almeno per come la vivevo io. Insomma, un progetto rock and roll con cui ho fatto qualche disco, dei tour, quindi... Ecco, rispetto appunto all'idea di... adesso chiaramente hai parlato di dischi e di tour, all'idea di successo, insomma, in tutti i significati che può avere questo, che rapporto hai avuto durante appunto il tuo percorso con quest'idea di successo della band, o di fare dischi, fare tour, quanto giocava? Il successo nell'ambito, parlo ovviamente per opinione personale, il successo nell'ambito della musica indipendente è una cosa un po' particolare perché sicuramente è legato più a una realizzazione di quello che avevi in testa, una realizzazione personale, che a un successo come viene comunemente definito in termini di vendite di dischi, di esposizione mediatica, eccetera, eccetera, eccetera. Feedback esterni. Sì. Diciamo che il successo per una band indipendente è fatto di credibilità, di chilometri percorsi, di persone incontrate. Ecco, questo è un punto di vista interessante rispetto all'idea Io penso generale di fama, successo. di aver sempre cercato questo tipo di soddisfazione, perché poi alla fine è quello che rimane di più. Chiaramente in tutto questo devi far conto col fatto che devi viverci con le cose che fai, quindi se riesci perlomeno a, come si dice, a rientrare nelle spese, a tirare fuori qualcosa, diciamo che questo in termini di musica indipendente può essere definito un successo, cioè va bene, insomma, non sei seduto dietro una scrivania 24 ore, sei in giro, diciamo che in termini di qualità di vita è un risultato abbastanza importante. Quindi, come dire, il chilometraggio, Sì. l'accumulo delle esperienze. Penso che i chilometri facciano sempre la differenza. Beh, anche vedere anche in termini di rispetto. altre realtà. Come vi siete conosciuti Io con Jumpy? Jumpy l'ho conosciuto. Allora, il mio primo concerto importante che ho visto, che mi ha aperto un mondo, sono stati i Newborn Turks all'FBI, e io non ricordo nemmeno, forse 2001, 2005. Eh sì. Il concerto più sentito della mia vita. Mi ruppi anche un piede, infatti andai direttamente al Marino il giorno dopo, e non sto scherzando. E rispetto all'idea di punk ti ritrovi con quello che... Sì, Che diceva, magari quando ero più... sai, quando sei ragazzino c'è solo risvolto estetico, poi crescendo capisci che non è solo musica, ma lo puoi abbracciare in tanti modi, anche è una forma d'arte a 360 gradi.
Ovviamente poi da piccolo hai un approccio diverso, non ti prendi... vuoi fare la guerra col mondo, ma sei consapevole che non ti stai prendendo così tanto sul serio. Poi c'è chi cambia, chi continua, chi lo fa suo, chi cambia, dipende. E senti, il tuo strumento, la batteria, come ti sei avvicinato alla batteria? Allora io i video all'epoca c'era Music TV, io vedevo questi polpi che suonavano la batteria e volevo avvicinarmi allo strumento, quindi ho iniziato a studiare la batteria. Circa avevo 15 anni, quindi un po' di 20 anni fa. All'inizio l'ho odiata, Perché lo studio lo lo trovavi studio è particolarmente abbastanza pesante, ma noioso. distante dal suonare. Sì, Dal suonare vero con gli altri. sì, Questo esatto, era troppo diverso. Tant'è vero che poi ho smesso di studiare, però poi ho avuto l'opportunità di rincominciare a suonare con gruppi e ho ripreso. Però dall'inizio, dalla prima volta che ho battuto le pelli a quando ho iniziato a suonare in sala, sono passati parecchi anni. Di questa scena appunto fatta di punk, di rock. Personalmente appunto sono molto curioso di sapere come voi insomma vi approcciate ad altri mondi musicali, ad altre musiche, o comunque io semplifico, le Sì. chiamo così. E capire per esempio, non lo so, rispetto alla musica elettronica, all'improvvisazione radicale, alla musica contemporanea, perché appunto poi ci sono state anche nella storia della musica delle esperienze che un po' hanno intrecciato tutte queste cose. Penso, non so, non so, alla scena newyorkese, a musicisti come John Zorn, che non so, nei Naked City, no? Riusciva a incrociare insomma il cool jazz con lo speed metal, l'hardcore, il bebop, fino ad arrivare appunto a atmosfere anche rarefatte, più vicine appunto alla musica sperimentale o contemporanea. E rispetto a questa realtà appunto di cui raccontate, avete avuto anche delle esperienze di intreccio con altre realtà? Sì, io Sì. li ho cercate, perché tu hai citato per esempio un musicista incredibile come Zorn, che secondo me è proprio, come dicevo prima, l'esempio classico di chi applica una visione, un'attitudine al percorso musicale. Io trovo che lui, per esempio, sia una delle persone, come Asada Quartet, tutti i suoi 1000 progetti, no? Che ha sviluppato proprio un'attitudine punk nel senso proprio di rottura con gli schemi, pur dominando uno strumento tipicamente classico, no? Ho avuto la fortuna di vederlo e dico, questo tipo di esperienze sono esperienze che ho trovato molto vicine anche agli altri generi musicali che ascolto. Io poi sono onnivoro, nel senso che veramente ascolto tanta roba. Cioè io trovo interesse nell'elettronica estrema, non lo so, adesso mi viene in mente invece l'elettronica anche da ascolto tipo Murkoff, che mischia l'elettronica con strumenti proprio di musica classica, tutte queste cose. Mi hanno sempre interessato perché io vedo proprio quella libertà. Ho avuto la fortuna di fare delle cose col teatro dal punto di vista musicale, e ho suonato io ho avuto sempre anche la passione, avvicinandomi al mestiere dal punto di vista musicale,
del tecnico audio. Mi è capitata per esempio col teatro, perché mi è stato chiesto di partecipare in uno spettacolo dal punto di vista musicale, e ho collaborato con altri musicisti. E io invece in questo lavoro facevo la parte elettronica, quindi mi sono trovato, perché ho imparato a utilizzare software eccetera eccetera, ho imparato a utilizzare dei software che mi consentivano anche di riprodurre suoni in maniera elettronica. È stata la mia PlayStation per un sacco di tempo, e ancora ogni tanto mi dedico a questa cosa qua e soddisfa un'altra parte delle mie esigenze musicali. E in questa occasione mi sono trovato a collaborare con dei musicisti, un trombettista in questo caso particolare, con cui abbiamo composto delle musiche per un lavoro che poi è andato in scena. E in questo lavoro io ero in scena come musicista e ogni tanto in qualche intervento cantavo anche, erano mischiate le cose, quindi ho assaporato proprio questa fantastica opportunità di contaminare anche le cose. Perché spesso rimangono magari delle esperienze appunto isolate. Vedo che in generale spesso c'è la tendenza a tenere dei sound, no? Abbastanza distinti nei progetti. Questo io mi annoio dopo un po', però così, cioè dopo un po' mi sembra che sono dei recinti che non so perché sembrano più delle cose mentali, che in realtà abbiamo bisogno di un sacco di cose, capito? Quindi se una cosa ti piace la fai, punto. Ecco, il rispetto al progetto, alla band, appunto ai South Sardinia Scum, dovendo appunto utilizzare chiaramente una sorta di etichetta, di classifica del sound, appunto in che modo la definite? E questa è una domanda, io ci tengo a dire una scusa, poi volevo dire, è l'occasione questa, Sì. no? Che è vero che comunque siamo associati molto spesso alla musica rockabilly e allo psychobilly. In realtà, appunto, per quello di cui stiamo parlando, avendo tutte esperienze molto diverse, cioè io ci tengo a dire che in realtà il gruppo è un gruppo punk alla fine. Sì, Ecco qua. Questo volevo semplicemente, nel senso che anche perché quando vai a suonare, cioè, le aspettative sono sempre quelle. In realtà noi abbiamo un suono che non può essere definito rockabilly, ma anche rockabilly. ma lo è anche perché dentro ci sono anche queste cose, però comunque Ecco, c'è il la blues. definizione invece di psychobilly qual è, Maestro, Andrea? Psychobilly ha avuto... C'è una scuola che discute su questo. come Quindi- su tante altre cose. C'è chi dice che fosse preso dalla canzone Psychobilly Cadillac di Johnny Cash. C'è chi dice che una band in particolare l'abbia inventato. Alla fine la chiave di lettura che bisogna dare è proprio quella del nome, Psychobilly, cioè psichedelia e rockabilly. Che in realtà il rockabilly anni 50 era fatto è molto simile al blues del Delta, cioè con nel bene e nel male, fatto da persone molto sole, molto strane, con storie di vita particolari. E lo psychobilly come nasce, voleva voleva tornare alle origini, perché purtroppo, o per fortuna, il rockabilly ha avuto un'evoluzione ed è diventato un po' una macchietta di se stesso. Infatti oggi abbiamo una visione di rockabilly molto folcloristica. Il rockabilly è anche quello, ma è tanto altro. Quindi lo psychobilly è quello che si avvicina più all'attitudine rockabilly dei primordiale. Quindi lo trovi, come dire, Sì. più genuino, più Selvaggio. Sì, più autentico. autentico, sì. Ecco, rispetto al sound, rockabilly, Sì. psychobilly, ci sono stati, come dire,
una sorta di rinascita anche o popolarità aiutate anche non so, dai film o non lo so, penso a Tarantino per esempio. Beh, ma non solo Tarantino. L'immaginario dei film, l'immaginario anni 50 è fondamentale sia per il rockabilly che per lo psychobilly. Però rispetto alle nuove generazioni c'è stata sicuramente una fascinazione, no? Sì, Rispetto sì, anche sì. a queste... È sempre a queste una delle derive degli anni 80, diciamo, alla fine degli anni 80, quando il punk ha incominciato a prendere strade diverse. C'è chi ha incominciato ad andare in una direzione un po' più scura, magari ha tirato fuori delle esperienze che adesso chiameremo dark, New Wave. New Wave. Altri hanno invece preso quest'altra strada e a metà degli anni 80 sono incominciato a uscire le prime band che facevano questo genere musicale, Meteors, Buonabezza, roba così, che venivano da esperienze punk precedenti. Quindi la contaminazione, infatti Sì. la prima definizione forse la più corretta anche è punkabilly, cioè Lily Billy, cioè quel folk campagnolo mischiato alla crudezza degli strumenti di quel momento, gli strumenti della musica punk, esagerazione con gli effetti E anche eccetera, esagerazione visiva. esagerazione visiva, quindi il ciuffo impomatato è diventato il pompadour, che era una sorta di cresta, quindi Sì, è tutto estremizzato. E secondo voi oggi cosa succede esattamente? Nel senso che avete tratteggiato una storia, dove siamo arrivati oggi con questi generi? Cioè c'è quanto si discostano dagli originali, oppure quanta strada hanno fatto in termini di evoluzione, se c'è stata. sicuramente. Per esempio, una delle band che secondo il mio gusto personale, ha definito meglio questo campo d'azione sono stati i Cramps, perché in realtà i Cramps hanno preso la tradizione addirittura quasi in maniera da plagio, prendendo canzoni che erano magari semplicemente strumentali, aggiungendoci il testo e portandole nella New York degli anni 80, quindi con tutto quell'immaginario invece contemporaneo, urbano, e hanno fatto vedere come quella descrizione della solitudine che magari funzionava nelle campagne negli anni 50 poteva invece funzionare anche all'interno di una città caotica, crudele e dura come quella di New York. Quindi adesso c'è stato un altro percorso in avanti, sicuramente ci sono magari delle band che si sono ripiegate un po' su se stesse, come dicevi tu prima, c'è chi vive bene dentro degli schemi ben definiti, ma questo è una semplificazione della propria vita, e c'è chi invece ha fatto diventare questo genere ancora qualcos'altro, e quindi ci sono delle band Per l'evoluzione è valide. inevitabile. Ci sono delle band valide che fanno ancora cose nuove, pur attingendo sempre a quella tradizione. Come nascono i pezzi, i brani dei South Sardinia? Ma forse lì siamo veramente tradizionalisti, nel senso che il classico riff che arriva in Chitarra. sala, poi si scrive tutti insieme. E i testi? I testi li scrivo io, però cerco di scrivere i testi mentre loro stanno provando il pezzo, cioè cerco di fare in modo che cerco di far parte di questo momento di creazione collettivo. Non mi piace molto portarmi il pezzo a casa e scrivere a casa, mi sembra che mi sto isolando, invece mi sembra che quello che sta succedendo in sé in quel momento può far parte anche del tipo di testo che poi scrivo. Avete appunto pubblicato, avete chiuso dei lavori discografici con questo progetto? Sì, siamo al terzo. Al terzo. Sì. Cosa è cambiato nel percorso in questi 3 dischi? Il primo lavoro è ben diverso dal secondo, il terzo sarà ben diverso dal primo e dal secondo, quindi in questo senso c'è stata un'evoluzione. Per quanto concerne me, io ho incominciato ad ascoltare anche altre cose che mi hanno dato degli stimoli diversi. Giocando abbiamo provato anche
a utilizzare o a sperimentare altri suoni, sempre rimanendo lì, senza uscire troppo. Quindi adesso vediamo un po', ci stiamo lavorando. State lavorando al terzo? Sì. Il primo- primo è un mini CD con 4 canzoni, si chiama Sausalina Scam. Il secondo si chiama sempre un mini CD con 4 tracce, si chiama 50 Psycho, e il terzo vediamo. Questo fa parte di un'idea che avevamo, ci piaceva, abbiamo escluso dall'inizio di fare l'EP. Ci piaceva recuperare quell'idea che invece c'era negli anni 50, che era di fare più uscite all'anno, Ok, un po' sullo stile del 45, no? ok. E quindi abbiamo iniziato a lavorare così, anche se adesso c'è un sacco di materiale, quindi alla fine sembrerebbe quasi un po' spezzare il lavoro. Qui stiamo pensando, questo che stiamo preparando adesso, di far uscire un lavoro Più ampio. unico, sì. Siete legati come supporto al CD o avete scelto anche il Per questioni di vinile, tempistiche o- abbiamo sempre stampato in CD. Perché arriviamo a finire il lavoro che siamo sempre in partenza per il tour. E allora alla fine sul vinile ci sono dei tempi lunghissimi ancora. Quindi quando siamo pronti col disco dobbiamo partire, diciamo no, non possiamo partire senza lavoro nuovo. Però vi piace l'idea o no? Del vinile, Sì, assolutamente. sì, io non sono un collezionista, ma diciamo una sorta di feticcio per il vinile. È totale, il vinile vince sempre. Per Quindi qualsiasi avere il genere. proprio lavoro stampato in vinile è una bella soddisfazione. È più vicino all'errore umano il vinile, quindi è esatto. più bello. Beh, chiaramente. E anche avete preso in considerazione anche l'audiocassetta? Perché, Non è, insomma, non è c'è male. c'è una anche- ripresa sì, anche sì, in questo senso. Non è male, è che diventa tutto più complesso, nel senso che anche lì siamo sempre di corsa quando facciamo queste cose, purtroppo. Bisogna dedicare del tempo, però è interessante anche l'audiocassetta, ed è interessante l'idea anche grafica dentro l'audiocassetta. Sì. C'è un feticcio comunque, l'idea del feticcio comunque vince. Cioè l'idea che qualcuno se ne va con una cosa fisica, Sì. non con un download o roba di questo genere, che è molto triste. Quindi ma attualmente distribuite comunque anche in digitale la Facciamo vostra così, musica? diamo la possibilità di scaricare i brani, perché tanto poi alla fine è chiaro che uno va a ascoltarsi con gli MP3 purtroppo, anche se tu fai un lavoraccio per ottenere un tipo di suono. Questo è un po' triste, infatti faccio anche una dichiarazione pubblica, cioè smettete di ascoltare MP3 perché per chi fa i dischi è veramente umiliante. Sì, c'è un collo di bottiglia, C'è. no? Si spende, cioè c'è un apparato che cerca di garantire una qualità. Sì, ma c'è tanto lavoro dietro a un disco che poi si cioè, chiude. certo la comodità, se devo andare a correre la posso capire, ma a casa cercate di comprare dei dischi veri, ascoltate, dedicatevi, ecco, regalatevi del tempo per ascoltare il disco, è un momento anche personale. Anche perché ovviamente tu tra le varie ramificazioni che ti legano al suono c'è anche quella di un'attività di studio, di registrazione, no? E per quello lo dico, c'è un sacco di lavoro, cioè, quindi vale la pena. Un'ultima curiosità rispetto in qualche modo a una conoscenza che Giampi forse magari hai, ma anche Andrea, rispetto allo scenario, alla scena sarda o magari cagliaritana del vostro genere, ma non solo del vostro genere, in generale magari possiamo parlare di un underground o di una musica indipendente. Come l'avete vista evolversi? La condizione che vive Cagliari e in generale la Sardegna, perché poi ci sono talmente tante realtà, sia una condizione privilegiata. Io credo che ci siano pochi posti dove c'è un numero così alto di persone che suonano. Tant'è vero che purtroppo o per fortuna i concerti in generale vanno operatori, diciamo così.
Ma perché per una carenza di numerica? Perché comunque veramente c'è tanta gente che suona, quindi i progetti ce ne sono 1000, tantissimi progetti validi comunque, cioè, rimane sempre questa carenza proprio storica di posti dove si può fare la musica, però questo è un altro discorso molto lungo. Chi ci prova ha sempre problemi. Durano pochissimo gli spazi in cui si possono fare le cose. Volevo chiedervi riguardo Angelo Sì. e Luca, loro suonano con voi dall'inizio del progetto? No, in realtà siamo noi che realtà- suoniamo con loro. Ah, perfetto, ecco. Quindi come Angelo Scuderi e Luca Uzzeri sono in realtà un I membri nucleo fondatori. fondante di questo Sì. progetto. E poi hanno in qualche modo coinvolto in vari modi voi? Sì, io Questo- sono stato coinvolto in extremis, ti ricordi? Io stavo per vendere tutto alla batteria, avevo intenzione di non suonare, poi mi hanno chiamato e ero il loro primo fan. Ah, quindi insomma è stata l'occasione per rimetterti Sì, è vero. in gioco. Rinnovo l'invito a non mancare venerdì 10 alle 20:30 a Sala Bancri all'ex Vetreria di Cagliari Pirri per il concerto dei South Sardinia Scam. Ringraziamo Grazie a voi. Giampi, Grazie a voi. Guttuso, Andrea Murcia, un saluto anche ad Angelo e Luca e vi aspettiamo venerdì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.